amici di DTV, ben ritrovati con Lavori in Corso. Siamo ancora insieme per il nostro appuntamento settimanale e questa volta parleremo di abilità diverse, diciamo così. Si parla di diversamente abili e sport come terapia, ma non solo. Parleremo di queste attività, tantissime discipline che andremo un po' a raccontare proprio come traino, come motivazione di una terapia, ma anche per tanti anche una ragione di vita molto importante. E ne parleremo con i nostri ospiti, le nostre ospiti che ci sono venute a trovare per questa trasmissione, con Melissa Milani, presidente del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico per quanto riguarda l'Emilia Romagna, quindi la nostra regione, e siamo anche con Roberta Vannini, responsabile della terapia occupazionale del Montecatone Rehabilitation Institute, che è una delle eccellenze, comunque uno dei punti di riferimento per tutto quello che è la cura e anche proprio la gestione di chi ha subito traumi anche molto grossi, molto profondi, proprio dal punto di vista fisico ma anche mentale. Molto spesso ne abbiamo anche già parlato a lungo sulle frequenze di DTV, perché abbiamo dedicato anche spazio alle attività dei professionisti di Montecatone. Maurizio, noi siamo sempre insieme per gli appuntamenti di Lavori in Corso per raccontare meglio un tema molto particolare, quello appunto del rapporto fra disabilità, diciamo, e lo sport e la terapia. Non soltanto, racconteremo anche qualche storia di questi atleti. Sì, noi abbiamo un po' l'abitudine di affrontare i temi in maniera un pochino diversa rispetto a come vengono normalmente affrontati dai media, no? La disabilità viene spesso rappresentata come dalla cosiddetta TV del dolore, no? Questi mostrano spesso difficoltà, parenti, genitori che diciamo sono tristi, a volte anche disperati. Ecco, questo tipo di approccio non ci interessa, anche perché vogliamo, almeno non ci interessa in questo momento, diciamo così, perché vogliamo puntare su un aspetto che ci aiuta a capire un po' la normalità di queste persone, no? Perché poi in fondo credo sia quello. E lo sport direi che è molto importante. Io sono andato a studiarmi un pochino, ho scoperto che lo sport per disabili non è tanto tempo che esiste, è nato, aspetta che mi sia ricordata, nel 1944, pensavo molto prima sinceramente. Però poi ho anche visto che è sbocciato in maniera abbastanza rapida, veloce. Nel 60 sono state le prime Paralimpiadi in concomitanza con quelle di Roma. Nel 2012 a Londra abbiamo visto anche in televisione, c'è stata la rete Sky, ha trasmesso moltissimi eventi paralimpici, ha dato moltissimo rilievo. Con buoni ascolti, con buonissimi ascolti, tra l'altro. E poi ci si prepara a Rio de Janeiro, che è l'anno prossimo, settembre. Io mi sono visto qualche dato. Allora, si aspettano 4.350 atleti provenienti da 176 paesi, 12 giorni di gara in 22 discipline diverse, e saranno circa 300 eventi per le Olimpiadi, 500 per le Paralimpiadi. Questo perché? Perché le gare sono più differenziate a seconda delle differenti disabilità che ci sono. Io partirei, se tu sei d'accordo, proprio dal capire velocemente il ruolo fondamentale dello sport sul piano emotivo, sociale, di coinvolgimento, di crescita di queste persone e di integrazione. Beh, allora a questo punto interpelliamo subito Roberta Vannini per capire un po' meglio come si svolge la sua attività, che cosa si intende per terapia occupazionale, che è, diciamo così, la materia di cui si occupa, e soprattutto come avvengono anche poi queste attività all'interno del Montecatone Rehabilitation Institute, che comunque sappiamo è uno dei centri accreditati e di riferimento non solo per l'Emilia Romagna ma un po' per tutta Italia. La terapia occupazionale è una disciplina riabilitativa vera e propria, e al contrario di quello che magari si crede, che è comune pensare, non è una specializzazione della fisioterapia, ma è un corso di laurea, una disciplina vera e propria a sé stante. Quindi c'è il corso di laurea in fisioterapia e il corso di laurea in terapia occupazionale. Vero è che è venuta negli anni dopo in Italia rispetto magari alla fisioterapia. La peculiarità della terapia occupazionale è il fatto di occuparsi delle occupazioni delle persone, quindi del fare, dell'agire, e di sostanza in tre grossi ambiti, che sono quelli della cura del sé, della produttività, quindi del lavoro, e delle attività di tempo libero. Quindi noi come terapisti occupazionali ci occupiamo di tutte le attività di una persona, a partire dal vestirsi, lavarsi, pettinarsi, mangiare, a cercare di trovare magari la modalità per tornare al lavoro, ma il lavoro può essere anche una semplice attività di cucina per una casalinga, o lo scrivere per una persona che stia facendo ancora la scuola, quindi uno studente, quindi
lavoro inteso in senso ampio, non come lavoro retribuito. E poi c'è tutto il grosso filone, che è quello che magari è più inerente a ciò di cui parliamo ora, che è quello delle attività del tempo libero, in cui rientra anche lo sport. Noi abbiamo all'interno di Montecatone, e seguito prettamente dalla terapia occupazionale, un programma che si chiama Rieducazione tramite il gesto sportivo, che già nel nome dice il perché noi utilizziamo lo sport. Non è un avviamento sportivo o un avviamento agonistico allo sport. Noi abbiamo introdotto nella nostra pratica clinica determinate discipline sportive perché abbiamo pensato, abbiamo visto, abbiamo comunque valutato che il gesto sportivo che implica quella disciplina in realtà è estremamente utile ai fini riabilitativi. Anche quando faccio scienze e corsi di laurea, per farlo capire chiaramente, ad esempio uso l'esempio del tiro con l'arco. Se io sono in carrozzina, che è il caso della maggior parte dei nostri utenti, la posizione che abitualmente mi verrà naturale assumere è una posizione con le spalle in avanti, in cifosi si dice. Il tiro con l'arco fa sì che io lavori proprio in senso opposto, perché il tirare con l'arco mi porta a contrastare la posizione che io abitualmente assumo. Per ogni sport si può fare questa valutazione. Allora, il tiro con l'arco mi serve per contrastare atteggiamenti incifosi, per migliorare l'equilibrio del tronco e per rinforzare gli arti superiori. Nel basket, ad esempio, si stimola tantissimo quello che è l'utilizzo della carrozzina, quindi le attività che io ho insegnato per imparare a gestire la carrozzina, sia la spinta, l'impennata, il chinarsi verso terra, nel basket le metto in campo in pratica. Quindi utilizziamo lo sport per migliorare, far apprendere ancora di più l'attività che normalmente si fa. Ma scegliete uno sport di un certo tipo apposta per una persona che magari ha necessità proprio di quel tipo di movimento, cioè sì. lo valutate ad personam per capirci? Esatto, allora più o meno ci sono delle indicazioni, sappiamo che per un paraplegico magari è più indicato un determinato sport, per un tetraplegico un altro, però va ad personam, quindi l'altra caratteristica è che non è ma sì, oggi non so cosa farti fare, ti mando a sport, oppure tu non hai voglia di andare in palestra e vai a sport. Lo sport è palestra, ha la stessa identica valenza di un trattamento in palestra sul lettino. E poi è più stimolante per chi lo fa. È più stimolante e tante volte fai molta più fatica. Torni che sei molto più stanco lo fai più volentieri, e lo fai più volentieri. È un obiettivo, no? Lo fai più volentieri, lo fai senza accorgertene, perché magari non te ne accorgi e passa più velocemente il tempo e metti in campo delle abilità che se devi pensare di mettere in campo non ci riusciresti. E l'altra caratteristica è che nella maggior parte degli sport non li svolgiamo dentro Montecatone, primo perché non ci sarebbe lo spazio e secondo perché è proprio una scelta consapevole di mandare le persone a praticare lo sport nei campi o comunque nei locali, nelle strutture dei normodotati. Quindi è la prima uscita tante volte dall'ospedale, il primo confronto magari con il gradino, con il bagno che non è proprio prettamente accessibile o comunque non è uguale a quello dell'ospedale, con lo sguardo della gente che hai intorno, perché comunque se sei in piscina comunale di solito la mattina di fianco c'hai anche i bambini delle scuole che non si risparmiano magari in finti commenti o ti guardano, quindi metti anche in campo tantissimo del tuo vissuto. Fisico, no, assolutamente. Magari su questo aspetto certo, qui torniamo anche perché la tua domanda iniziale era anche proprio rispetto al cosa significa lo sport, cosa significa su questo magari torniamo dopo. Volevo sentire anche dall'altra nostra ospite un pochino un panorama della situazione sportiva in regione paralimpica. Beh, io partirei dal progetto con Montecatone, che è un progetto che ha dato veramente risultati eccezionali dal mio punto di vista. Poter partire dallo sport per recuperare quello che è anche un'aspettativa di vita è fondamentale dal punto di vista psicologico. Quindi lo sport diventa uno strumento di riabilitazione, in un certo senso il termine riabilitazione forse è improprio, ma diciamo che abilita in un certo senso la persona a conquistare nuovi obiettivi e lo sport in questo io
sono principalmente un insegnante di educazione fisica, quindi sono un po' di parte nel mio giudizio sicuramente, però l'ho sempre visto come uno strumento educativo, come uno strumento, lo sport, come uno strumento formativo. Scusi, lei ha detto no riabilitazione perché in realtà si tratta di, come posso dire? Perché il termine riabilitazione presuppone un cambiamento? No, perché il termine riabilitazione secondo me è più corretto che lo utilizzi l'ambito medico, quindi la fisioterapia. Nell'ambito sportivo noi parliamo di gesto sportivo come strumento per acquisire nuove abilità. Forse più corretto, esatto, direi, anche perché c'è sempre stata storicamente coscienza di quello che si può fare, certo, e non sai di poterlo fare. Certo. Sì, riabilitazione sembra quasi un dover cambiare, fare un ricondizionamento forse, invece è proprio una diversa modalità di svolgere un'attività che prima facevi. Di una situazione e che ti permette comunque di fare determinate cose che magari non pensavi di poter fare. Svolgi l'obiettivo è lo stesso, lo svolgi solamente in una maniera diversa dalla modalità con cui lo svolgevi prima, con ausili magari diversi, però comunque la finalità è la stessa, quella che è una nuova abilitazione. Certo. Sì, poi a livello terminologico potremmo arrampicarci. Cerchiamo di essere corretti. Sì, no, infatti ci sono tante. Infatti, siccome so che ci sono a volte dei fraintendimenti da questo punto di vista, per quello ci ho tenuto a non utilizzare il termine riabilitazione in questo senso. Sicuramente, come dicevo prima, lo sport è utile, ha dimostrato la sua utilità anche come strumento di socializzazione e di inclusione. È uno strumento che è valido per tutti, dai bambini abili o diversamente abili fino all'adulto, fino all'anziano. Sappiamo oramai anche il mondo della sanità lo sta riconoscendo a tutti gli effetti quanto lo sport sia fondamentale per il benessere della persona. In questa situazione particolare è ancora più utile dal mio punto di vista. Sottolineo che sono di parte, però giustamente come appassionata, amante dello sport, ci mancherebbe. Comunque quello che mi incuriosisce anche rispetto all'attività di Montecatone è capire un po' che tipo di soggetti, con che tipo di soggetti trattate, perché non tutti sono sportivi, non tutti magari sono proprio aperti a un'attività di questo tipo, anche perché veramente a Montecatone ci sono persone che subiscono traumi a tutte le età, in tutte le situazioni, anche in forme fisiche diverse, quindi deve essere anche un lavoro difficile da realizzare proprio per questo tipo di approccio col paziente. Allora, noi principalmente abbiamo tutte lesioni al midollo spinale o reparto di gravi cerebrolesioni, in cui però proprio in quel reparto, per la loro peculiarità, sono poche le persone che riescono ad accedere al nostro programma, e soprattutto magari accedono per sport interni, in quanto i spostamenti sono minori, più facilitante per loro. Per quanto riguarda le persone con lesione al midollo spinale, possiamo dividerle sostanzialmente in 3 categorie, quindi abbiamo le paraplegie, che in termini molto semplici vuol dire che comunque gli arti superiori sono validi, e per loro di solito è indicato sport di squadra, comunque agonistici, o che implicano l'utilizzo molto agevole della carrozzina, tipo il tennis, il basket, provare l'uniciclo, che è similare all'handbike, possiamo dire. E poi abbiamo le tetraplegie, per cui invece magari saranno sport più statici, ma che coinvolgono tantissimo l'uso degli arti superiori, quindi il ping pong, il tiro con l'arco, il nuoto va bene per entrambi, me lo stavo dimenticando, poi abbiamo talmente tante discipline che ogni tanto me ne perdo una per strada. E abbiamo ultimamente sempre di più quelle che definiamo paraplegie incomplete, quindi persone che hanno anche dei movimenti agli arti inferiori, quindi un po' riescono a deambulare, magari con l'utilizzo di bastoni o via dicendo. E soprattutto per questi ci sono degli sport che abbiamo introdotto recentemente, come l'arrampicata e il golf. Poi però queste sono indicazioni in linea di massima, perché certo, appunto immaginiamo che facciamo dei progetti individualizzati sulla singola persona. L'età non è una discriminante, nel senso che non abbiamo discriminante secondo se uno sia giovane o anziano, proponiamo a tutti, e neanche il fatto che una persona sia sportiva oppure no, perché per noi è
è attività riabilitativa, quindi non è che ti deve piacere lo sport. Stiamo parlando di persone che fino a poco prima non avevano disabilità, cioè che quindi hanno avuto un trauma o qualcosa di questo genere, no? Sì, quindi sono a maggior immagino parte che traumi. per loro il momento iniziale sarà il più difficile anche per prendere coscienza di questa nuova, di quello che gli è successo e quindi magari anche dal punto di vista psicologico forse all'inizio ci sarà magari qualche resistenza oppure no. È molto soggettivo e variabile, nel senso che comunque l'ambiente mentre una persona è ancora ospedalizzato, quindi ancora ricoverato in ospedale, da un certo punto di vista è facilitante, perché il tuo compagno di stanza magari lo sta già facendo, forse in qualche fase avanzata rispetto a te, quindi più prossimo alla dimissione, vedi quello che lui ha già fatto, c'è un confronto fra pari che facilita anche l'accettare una situazione o comunque l'accettare la proposta di determinate attività, perché comunque lo stanno facendo anche gli altri, forse viene spontaneo, si è tutti nella stessa situazione, se l'ha fatto lui lo faccio anch'io. Può essere più difficile il momento del ritorno a casa, perché devi trovare la struttura che è adatta per te, riuscire ad avere gli ausili per poter fare l'attività, che non è così scontato averli, e quindi anche per quello che grazie alla collaborazione con il CIP, e qui viene magari il nostro rapporto, non tanto sicuramente anche per l'attività in sé, nel senso di finanziarla, trovare gli istruttori, però il grosso vantaggio è che noi abbiamo un operatore del CIP 2 volte a settimana che ci aiuta nel prendere contatto con le persone prossime alla dimissione per vedere quali sono magari gli sport che vorrebbe proseguire, prendere i contatti col territorio, dargli dei suggerimenti su dove potersi rivolgere quando sarà a casa. E come siamo messi come strutture? In Emilia-Romagna abbastanza bene, fortunatamente. I problemi si trovano in altre realtà, in altre regioni, dove ancora il movimento paralimpico non è sviluppato adeguatamente. Proprio la cultura dello sport paralimpico non è ancora così radicata. C'è da dire che a Montecatone forse la maggior parte degli utenti vengono da fuori regione, quindi le difficoltà più grosse che noi abbiamo è poi dare continuità al percorso fatto all'interno della struttura sul territorio di residenza. Li seguite anche quando tornano nei loro territori? Noi li seguiamo, nel senso che attraverso la dottoressa Grilli che è presente a Montecatone e fa lo sportello, acquisiamo i dati e segnaliamo il rientro a casa nelle province di residenza e quindi nelle strutture vicino alla residenza dell'utente, in modo che quando rientra a casa ci sia immediatamente il contatto e che non ci sia dispersione, perché poi rientrata a casa trovandosi da solo potrebbe perdere quello che è anche l'entusiasmo dell'attività che ha iniziato a fare. Ecco, il nostro obiettivo è quello di creare un ponte tra la struttura e la casa, insomma l'attività che potrebbe svolgere a casa. Ecco, una volta tornati a casa abbiamo capito che magari la fase di rieducazione tramite il gesto sportivo si seleziona un po', diciamo, lo sport a seconda delle esigenze, poi però immagino che per avere continuità anche oltre alle strutture e agli spazi idonei bisogna avere anche un po' la passione, l'interesse rispetto alla disciplina che si pratica. C'è anche questo tipo di lavoro che fate col CIP per cercare anche di sviluppare quello che è un po' la passione per queste attività? Allora, noi cerchiamo nel limite del possibile di far provare comunque più sport, perché il nostro obiettivo principale è quello di fare riabilitazione, però allo stesso tempo è anche quello di far conoscere uno sport che magari prima non si conosceva e invece si scopre che è bellissimo e piace, quindi cerchiamo di dare una panoramica ampia proprio perché sappiamo che poi a casa è difficile poterli provare e sperimentare. Fare un vero e proprio avviamento sportivo è complicato perché comunque i tempi sono corti, si concentra tutto nella ultima fase del percorso, quando la persona è già prossima di dimissione e oltre a quello magari deve fare altre attività come le uscite riabilitative, i pernottamenti fuori a casa Guglielmi, tutte attività per stimolare la propria autonomia, quindi ci sono tante cose, tutte nell'ultimo periodo, e poter dire faccio 20 sedute solo di uno sport è quasi impossibile perché sennò non si riuscirebbe. Abbiamo però avuto tante esperienze, tante persone che hanno conosciuto uno sport, si sono appassionate e hanno ottenuto anche dei notevoli o discreti risultati. Altre, riallacciandomi a quello che diceva prima
sul fatto che non ci siano magari strutture, che invece tornate a casa in territori che magari erano scoperti, si sono fatte portavoce in prima persona per creare delle squadre, creare momenti di aggregazione. Certo, anche perché lo sport di squadra da solo non lo puoi fare, quindi se capiti in una realtà dove non c'è, ti devi fare la squadra. Sì, sì, ma infatti, quindi, però diventa proprio, per noi è un ottimo risultato anche quello, perché vuol dire una persona che esce dalle proprie necessità per cercare comunque di creare qualcosa e farsi portavoce nella sua comunità e creare qualcosa che prima non c'era. Ecco, fra poco parleremo anche di qualche risultato sportivo, subito dopo la pubblicità, sempre con le nostre ospiti. Ben ritrovati con Lavoro in Corso, siamo ancora insieme, stiamo parlando di sport come terapia per diversamente abili. Siamo con Melissa Milani, presidente del CIP, Comitato Italiano Paralimpico per quanto riguarda l'Emilia Romagna, e con Roberta Vannini del Montecatone Rehabilitation Institute. Lei si occupa di rieducazione tramite gesto sportivo, che fa parte della terapia occupazionale. Ci ha raccontato praticamente in cosa consiste il suo lavoro, abbiamo un po' raccontato anche dell'esperienza di chi magari parte da Montecatone con questo tipo di terapia e poi arriva a casa grazie anche al sostegno del CIP e riesce a trovare, diciamo così, una cornice naturale, o a volte viene anche creata, insomma nuovi stimoli proprio per continuare a portare avanti queste attività a cui ci si appassiona, o magari comunque ci si rimane legati, diciamo, per cercare comunque di continuare a potenziare i propri mezzi. E fra poco dovremo avere al telefono con noi anche una campionessa. Adesso aspetto diciamo così, un segno dalla regia. Ok, ci siamo, perché con noi siamo in collegamento grazie al CIP, quindi ringraziamo Roberta Vannini. Siamo con Martina Caironi, campionessa. Eccoti qua, sappiamo che sei impegnatissima perché oltre che campionessa, diciamolo, per quanto riguarda i 100 metri e anche altre specialità dell'atletica, sei anche studentessa a Bologna, se non sbaglio. Esatto, sì, adesso mi sono trasferita qui. E quindi ci stiamo anche un po' portando via il tempo allo studio? Ah sì, sono in biblioteca, se sentite un po' di confusione. Perché il silenzio, speriamo che in biblioteca, almeno in biblioteca ci sia, insomma. E Martina, volevamo raccontare un po' della tua esperienza, di come hai iniziato, come ti sei approcciato allo sport, qual è un po' la tua storia, e poi vogliamo anche un po' raccontare degli importanti risultati ottenuti, soprattutto nel 2012 a Londra. Sì, dunque, allora, la mia carriera, se così si può dire, è iniziata nel 2010, quando ho avuto la prima protesi per fare sport, e diciamo che l'ho avuta grazie anche alle persone che hanno creduto in me fin da subito, quando io ho espresso questo desiderio di provarla semplicemente, avendo visto delle immagini di campioni, e quindi capisco ora, ad esempio, l'importanza che ha il parlare di quello che è l'atletica paralimpica per dare ispirazione anche a nuove leve, così si può dire. E poi insomma dal 2010 al 2012, in realtà in soli 2 anni, ho cercato di prepararmi per quello che era la grande gara di Londra, e lo ammetto di essere arrivata lì un po' incosciente, ecco, di quello che stavo per fare, dell'importanza forse anche di questa gara, di queste 2 gare in realtà che ho fatto. La prima gara è stata di salto in lungo e appunto non è andata benissimo, ma lo sapevo perché non ero abbastanza pronta, e invece poi dopo un paio di giorni ho fatto la mia gara, che è quella che aspettavo da più tempo, che mi sognavo la notte di cui tutti parlavano, insomma, i 100 metri, ed è andata come avevo sognato, come avevo sperato, e insomma è stato un successo, è stato un grande... 2 anni di preparazione quindi, ma a che livello? Quanto ti alleni? Come si svolge un po' il tuo allenamento? Con che tempi? Con che mezzi?
Beh, dunque adesso di sicuro è cambiato molto il tipo di allenamento che faccio rispetto a quello che facevo all'inizio, perché giustamente all'inizio era una condizione totalmente nuova e quindi dovevo abituarmi alla protesi, ai ritmi, ai mal di schiena, insomma a tante nuove dinamiche che non conoscevo, e quindi all'inizio facevo proprio pochi allenamenti, quelli che mi consentiva un po' il mio fisico, e piano piano sono arrivata ad un livello sempre più alto per quanto riguarda appunto l'intensità degli allenamenti, e adesso praticamente quotidianamente ogni giorno faccio un allenamento, che sia in pista o che sia magari di potenziamento, piscina o insomma un'attività sportiva. Ogni giorno almeno 2 ore le dedico a un tipo di attività sportiva, eccetto la domenica che si riposa. Meno male, perché oltre allo studio è professionista, per cui insomma. Scusa Martina, una domanda. Dal punto di vista del sostegno economico, un atleta del tuo livello, che tipo di aiuti ha, come ti gestisci? Allora, dunque, avendo vinto questa medaglia, essendo medaglia paralimpica, essendo nel ranking mondiale tra i primi 3, diciamo, il comitato paralimpico prevede l'entrata in un cosiddetto club paralimpico, che è per gli atleti cosiddetti d'élite, che hanno diritto ad un riconoscimento economico mensile per il quadriennio successivo, quindi da Londra a Rio. Ogni volta che confermo, diciamo, i miei risultati, confermo anche l'appartenenza a questo club, e questo è il primo tipo di entrata che ho, molto importante. Poi c'è anche il sostegno delle Fiamme Gialle, di cui faccio parte, che appunto mi dà un mini stipendio, dico mini perché ovviamente rispetto magari a un tipo di sostegno che viene dato a un normodotato è un po' inferiore, ma questo perché comunque è un accordo nuovo, è un tipo di appunto di accordo che è stato stipulato tra il Comitato Paralimpico e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, che quindi diciamo, io faccio parte di questo gruppo senza aver fatto nessun tipo di concorso. Infatti cerco ogni volta di spiegarlo alla gente che magari non conosce questo tipo di dinamiche, perché si sente parlare sempre delle Fiamme Gialle o dei gruppi sportivi militari, ma non si sa, diciamo, come funziona l'aspetto paralimpico. Ecco, magari dopo ci darà anche qualche chiarimento il CIP, visto che abbiamo qui con noi la Milani, dopo ci spiegherà magari anche qualcosa su questo. Prima di salutarti volevamo sapere anche qualcosa di più rispetto, insomma, alla tua esperienza, a questo viaggio incredibile, sicuramente Londra, ma in generale le difficoltà più grosse di questo percorso, ma anche le soddisfazioni, possiamo immaginare le medaglie senz'altro, ma magari anche qualcosa che ci vuoi raccontare di questa tua esperienza. Vabbè, dunque ce ne sarebbero miliardi, però quello che mi viene in mente adesso da dirvi è che comunque di difficoltà io sinceramente ne ho viste gran poche, perché sono state più le soddisfazioni di riuscire a riprendermi la mia vita al 100% e anche al 110%, se si può dire, che comunque ogni tipo di fatica fisica o anche morale che c'è stata, diciamo che è stata compensata da tutto quello che poi l'atletica mi ha dato. Quindi per essere più esplicita posso dire che magari la fatica di trovare il luogo giusto dove allenarmi, con il continuo cambio di protesi, gare magari che non sono andate bene, sono state compensate dal fantastico mondo, si può dire fantastico davvero in questo caso, dell'atletica paralimpica, del mondo sportivo che ho conosciuto in questi anni, le persone che ci stanno dentro, cioè diciamo, che appartengono a questo mondo, e poi in sé anche proprio le soddisfazioni delle gare, dei risultati e della gara anche con me stessa, quindi del migliorare, no?
superare quei limiti che piano piano diventano sempre più, cioè come dire, la linea da superare diventa sempre più alta perché crescono le abilità, eccetera. E allora non possiamo che ringraziarti per essere stata qui con noi, in bocca al lupo, sì, ma anche per lo studio, insomma. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao. E allora l'abbiamo sentito, è una delle difficoltà maggiori il luogo, quindi ne parlavamo anche nella prima parte della trasmissione, è fondamentale in questo abbiamo capito il rapporto fra gli istituti come Montecatone, quindi chi si occupa della terapia alla base, ma poi anche chi deve dare una mano per dare la possibilità concreta, insomma. Anche la questione economica, La perché questione economica mica tutti sono campioni, non è una situazione come la ragazza che abbiamo appena sentito. Sì, perché gli ausili costano. Nel caso di Martina, la protesi con cui corre sicuramente ha un costo sicuramente molto elevato. Sì. La stessa cosa per le carrozzine sportive, anche perché la fornitura degli ausili è regolata in Italia dal decreto ministeriale che comunemente è detto nomenclatore tariffario e non prevede questo nomenclatore nulla per quanto riguarda gli ausili sportivi. Contestatissimo se non sbaglio in questo periodo rispetto a tanti problemi che ci sono intorno. E quindi gli invalidi civili che vogliono praticare uno sport devono trovare il modo di avere un ausilio, che sia comprandoselo o con donazioni o con associazioni o via dicendo. Diverso per gli infortunati sul lavoro, a cui invece vengono forniti gli ausili per praticare 2 sport. E poi dopo 6 mesi, dopo 2 anni mi sembra possono cambiare, averne altri. Tra l'altro Martina giustamente anche l'appoggio delle Fiamme Gialle, e anche qui penso che non aiuta. Saranno in tanti. L'appoggio delle Fiamme Gialle è venuto sulla base dei risultati acquisiti, invece nella fase di avviamento purtroppo questa situazione non è frequente. Una piccola parte degli atleti paralimpici immagino solo sia tesserata con queste società. Sì, devo dire che il presidente Pancalli ha in questi ultimi anni ottenuto accordi anche con i corpi militari, corpo forestale, finanza, importantissimi proprio per dare la possibilità agli atleti di interesse nazionale, quelli del club, ma non solo, insomma quelli che sono al top delle loro discipline, dargli la possibilità di continuare ad allenarsi con un minimo di protezione da parte del corpo. Sono professionisti o c'è anche gente che lavora? La maggior parte, allora, dipende dalle situazioni, alcuni hanno attività professionali, lavorano normalmente, altri... Quindi devono prendere magari ferie, permessi? Assolutamente sì, esatto. Assolutamente sì. Diciamo che il quadro generale è rappresentato in tutte le sue forme, perché c'è lo studente, c'è il professionista che si dedica quando ha tempo all'attività sportiva, c'è l'utente o l'atleta che ha subito una lesione importante, severa e non è più abile al lavoro. Mi viene in mente ad esempio Alvise De Vidi, che è un tetraplegico che fa il 100-metrista, lui non ha un'attività professionale perché non è abile al lavoro e rientra anche lui in quel club che gli permette attraverso l'attività sportiva di avere un sostentamento. L'altra cosa che forse possiamo dire, abbiamo fatto quest'anno un accordo con una ditta che fornisce materiale urologico che voleva comunque trovare un canale per sponsorizzare qualche attività o qualcosa, sostenere, li abbiamo messi in contatto proprio con il CIPE ed abbiamo avviato un programma per cui loro a tutti i dimessi dell'Emilia Romagna hanno comunque selezionato un po' un campione, offrono un pacchetto di una certa cifra di ore sportive per continuare uno sport a cui magari vogliono approfondire, esatto. Sì. Già questa è una cosa. Stiamo cercando in tutti i modi di promuovere e dare continuità a quelli che sono progetti che si realizzano sia a Montecatone ma non solo, perché in Emilia Romagna abbiamo altre realtà importanti dove facciamo progetti di avviamento o comunque di conoscenza dello sport paralimpico, altre 2 unità spinali, una all'ospedale San Giorgio di Ferrara e una a Villanova d'Arda nel Piacentino,
E poi abbiamo il centro protesi di Vigorso, INAIL, dove anche in questa realtà promuoviamo continuamente tutte le discipline che abbiamo sul territorio, perché poi dobbiamo fare riferimento alle disponibilità dei tecnici delle federazioni del nostro territorio. Ecco, cerchiamo sempre di mettere in rete per quanto possibile, sulla base dei bisogni e anche delle passioni, perché poi quello che in parte riferiva la dottoressa Vannini era anche che sì, loro presentano tante discipline e qualcuna di queste magari più affine agli interessi della persona, che è quella che noi poi cerchiamo, una volta rientrate nelle loro dimore, nelle loro realtà, di coltivare per dare proprio continuità. E abbiamo avuto sia in regione ma anche fuori dalla regione dimostrazioni di con importanti risultati proprio anche a livello agonistico, quindi quello che è stato un semplice avviamento o conoscenza o ancor prima strumento di riabilitazione è diventato poi una cosa tira l'altra, con i risultati poi aumenta anche l'interesse e quindi... Assolutamente, certo. Più uno vede che è in grado di realizzare un obiettivo, parlo chiaramente in ambito sportivo, più è stimolato ad alzare, come diceva Martina prima, ad alzare l'asticella per raggiungere un obiettivo ancora più importante. Sono rimasto stupito che in 2 anni sia arrivata ai vertici. Beh, diciamo che è un velocista ce l'ha implicito nelle sue fibre muscolari la velocità. Lei è una ragazza giovane, una ragazza sicuramente molto portata, nel giro di 2 anni ha ottenuto risultati veramente straordinari, ma sul territorio regionale ne abbiamo tantissimi di atleti di interesse paralimpico che anche in questi giorni stanno vincendo medaglie ai campionati. Ecco, diciamolo, perché prima della trasmissione abbiamo provato a fare, diciamo così, un censimento, no? Dei più bravi o comunque quelli con più medaglie in regione, più successi sportivi, e abbiamo fatto fatica perché in 2, insomma, sono davvero tanti, li stavate contando. Sì, ho provato a fare un elenco, poi avevo paura di dimenticarmene qualcuno. Però sono veramente tanti e, come diceva Maurizio, sicuramente è importante anche per se stessi avere magari un riscontro in qualche modo per avere più voglia, anche più motivazione, senz'altro, però credo anche che il fatto che ci siano tanti successi, anche lo sport arrivi a buoni livelli, comunque come abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, il fatto che le Paralimpiadi fossero su Sky, insomma, più questo sport si vede in giro, diciamo così, più forse le possibilità e anche assolutamente il vostro vero, viene... la visibilità è fondamentale, perché più persone vengono a conoscenza delle possibilità che il mondo paralimpico offre a tutti, indifferentemente, per ognuno c'è una disciplina apposita, cioè non ci sono preclusioni. Anche per i più gravi, anche per quelli che pensiamo, lui non è assolutamente in grado di fare nulla, cerebrolesioni per esempio, con tetraplegie, riusciamo a trovare una disciplina anche per loro, perché veramente l'offerta sul territorio è molto molto ampia. Chiedo scusa. E noi andiamo anche un po' fuori da quelle che magari sono le discipline, perché ci sono magari certe attività sportive o a livello hobbistico che non sono comprese nelle discipline magari riconosciute dal CIP, ma che per noi sono comunque attività socializzanti, e quindi anche su quelli investiamo. L'esempio che io magari faccio sempre è stato un ragazzo ventilato, quindi dimesso con una lesione altissima, con bisogno di assistenza di un ventilatore tutto il giorno, ma che ha ricominciato, grazie anche al supporto dei suoi amici, a fare le gare di slot race, mi sembra si chiamano, quelle macchinine radiocomandate in pista, perché i suoi amici gli hanno costruito un dentista, un apposito joystick da tenere in bocca con i comandi, quindi anche quella che non è una disciplina magari del CIP, ma per noi è comunque sport ed è un successone, non solo un successo, un successone valido. Beh, io vidi personalmente Christopher Reeve, che probabilmente voi ricorderete, Superman, che a causa di un incidente, cioè cadendo da cavallo, si lesionò il midollo a livello cervicale, e lui aveva una carrozzina di questo tipo. Lui guidava la sua carrozzina con una specie di joystick che gestiva semplicemente con la lingua.
e attraverso questa carrozzina comunque lui era autonomo per quanto possibile. Una battuta perché siamo in chiusura. Certo. Che cosa vi manca quindi? Cosa auspicate? Allora io, il mio sogno è di poter dare attraverso il Comitato Paralimpico e attraverso l'attività che svolgo quotidianamente la possibilità a tutti, veramente tutti, dai piccoli ai grandi, la possibilità di fare sport. Questo è il mio sogno. Il suo? Mi posso associare perché comunque noi cerchiamo di far provare il tutto il più possibile, ma comunque dobbiamo fare comunque i conti con risorse umane, risorse di tempo, risorse di trasporti, perché il fatto di fare nei campi dei normodotati però vuol dire impegnare personale che prende, esce, il furgone, e comunque più di 5 persone non le porti perché quella è la capienza del pulmino, quindi delle scelte sono da fare, sarebbe bello poter far provare tutto a tutti senza limiti, però bisogna fare un po' una media delle risorse che si hanno, del tempo a disposizione. Allora noi ringraziamo le nostre ospiti per essere state qui con noi oggi, per averci raccontato un po' la loro esperienza, ma abbiamo sentito anche Martina Caironi, atleta paralimpica, che ringraziamo per essere stata con noi telefonicamente. Maurizio, la nostra puntata di oggi è al termine. Anche stavolta, sì. Anche stavolta il nostro tempo è terminato, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. A tutti un buon proseguimento.